Oggi niente rosso, ma giallo, perché vi racconto del ginkgo biloba. Il ginkgo biloba è una pianta a foglia caduca e adesso comincia la sua pioggia di ventagli dorati, è chiamato anche l'albero dei ventagli. È una pianta appunto che adesso si colora di giallo, di questo giallo oro, e che in alcuni punti del giardino colora la macchia ancora verde, quindi è una delle piante che sta mutando insieme agli aceri, insieme ai liquidambar e insieme agli alberi dell'autunno. È una pianta antichissima, pensate, è una pianta fossile che collega il presente al passato, a quasi 200 milioni di anni fa, all'era mesozoica dei dinosauri, che non ha subito cambiamenti nel corso di questi anni. E è una pianta che arriva dal Giappone e proprio, pensate, dopo lo scoppio della bomba di Hiroshima, 6 alberi di ginkgo sopravvissero e continuarono la loro vita nonostante le terribili radiazioni di quella bomba. Ed è per questo che in Giappone è venerato come l'albero della speranza, l'albero del futuro e l'albero, insomma, un albero assolutamente di proprietà ricchissime. È un albero che arrivò in Europa nel Settecento, cominciare ad adornare i giardini, ma poi divenne un arredo urbano perché spesso lo vediamo lungo i viali. È una pianta che ha i due generi, maschile e femminile. Il genere femminile, la pianta femminile spesso viene evitata per arredare le strade perché adesso proprio in questa stagione fa cadere questa specie di ciliegie dorate che in realtà sono maleodoranti ed hanno una polpa molto viscida, quindi pestarle non è proprio il massimo. Però pensate che sempre in Giappone questi frutti vengono messi in acqua calda, viene lavata la polpa, viene ricavato una specie di seme biancastro che quando si secca ancora dentro ha un semino che sembra una specie di pistacchio che viene mangiato perché si dice che combatta gli effetti dell'alcol, quindi è spesso nei bar questa curiosità molto particolare. Provateci se volete, se resistite appunto all'odore non proprio piacevole, e invece appunto tuffatevi nella raccolta di queste foglie meravigliose, sembrano quasi tutti aghetti messi uno vicino all'altro e formano proprio questi ventagli dorati. All'ingresso del parco ci sono 6 esemplari di ginkgo, una bella macchia gialla, poi nel resto del giardino gli esemplari di ginkgo sono isolati, ma li noterete assolutamente per il loro giallo squillante. Adesso stanno proprio cambiando le foglie dal verde al giallo, formando questi ventagli bellissimi da raccolta, assolutamente anche questi da far seccare. Allora venite a trovarci, siamo aperti ancora fino all'8 novembre, aperti sicuri, e voi restate in natura con noi e venite a scoprire il ginkgo biloba, non perdetevelo!